Un po' agitata, ma sono pronta. Adrenalina alle stelle sul campo dello stadio comunale di Cassola questa mattina, dove più di 400 ragazzi hanno preso parte all'8ª edizione del trofeo Città di Cassola, cimentandosi in una serie di staffette 100, 200, 300 e 400 metri. Spirito di squadra, ma anche quella sana dose di competizione con il tifo agli spalti e gli abbracci a fine gara. Mi è piaciuto tantissimo questa giornata perché si correva. Cosa ti piace della corsa? Che ti arriva tutta l'aria in faccia. Correre. Perché ti alleni le gambe. Oggi che giornata è stata per voi? Emozionante. Speciale. Una delle giornate più emozionanti della nostra vita. Le scuole portano a casa un buono di acquisto libri, perché è anche un invito alla lettura. E poi si vincono delle medaglie per tutti assolutamente. 10 le scuole che hanno partecipato, da Bassano a Romano Dezzelino, Cassola, Rossano Veneto, Mussolente e Valbrenta. Il gruppo sportivo Marconi negli anni ha cresciuto decine di campioni, molte le maglie azzurre, tra le quali la giovane Laura Strati, oggi campionessa di salto in lungo italiana. Ma riuscite a studiare a scuola e fare anche sport? Sì.